A mia zitellina era in Carbuccia, andavo a scuola fino all'anno 12 anni. Era un fandico sempre a Ege, sotto il Mondolone, o prima del Mondolone, contro il seminario. Fino a 14 anni sono andato, dopo c'è più su d'andare. Ma come io, un marito di mia cugina, che era andato a Pegia in Marsiglia, mi ha detto: «Ci fa l'armata per entrare in deserto, se ti vuoi entrare in deserto adesso». Parto a Tarascon, mi ha detto: «Vuoi essere in paracutista?» Ah, io ho detto: «Mai nella vita». Boom, troisième RPIMA, Carcassonne. E andammo in gioventù, non partiamo, per esempio con il fratello più dopo giorni, ma abbiamo fatto la nostra gioventù, quando partiamo in paese, a ballare, come all'epoca in Portopò era a Vesta, all'epoca facevano a Vesta in Portopò. Era il più bello momento. C'era meno facilità, ma si campava bene. Babbo è morto giovane, era malato, siamo una famiglia numerosa, ma mi ha sempre mangiato. Non dico mica che mangiamo i bistecchi tutti i giorni. Abbiamo mangiato ancora a polenta e a castagna. All'epoca era ciò che contavo più, a polenta era una giove, i castagni bolliti, e tutto. A mare non ci pensiamo manco più. E di poter lavorare un poco per sapere ciò che è, che se non si lavora mica non si mangia mica. Dunque, ha capito dalla rete ciò che c'è. Quindi non lavora mica, di più andare a rubare, tombare e a fare un po', non si può fare.